Sì, grazie Presidente. Prima di leggere l'interrogazione immediata credo che sia necessaria comunque una premessa per introdurre il tema. E quindi vado a leggere un'analisi che non è mia, dopo vedremo da chi è stata redatta. Quella delle quote latte si configura come una delle gestioni più fallimentari nel nostro Paese nei confronti dell'Unione Europea. Il regime delle quote latte ideato e strutturato nell'ambito dei negoziati del 1983 per la definizione del mercato unico del latte nasce con un'intrinseca debolezza delle posizioni italiane che con difficoltà trattano per un quantitativo di produzione lattiero-casearia ben al di sotto dell'effettiva produzione nazionale. La quota attribuita all'Italia è di molto inferiore anche al consumo interno di latte. Infatti la produzione copre solo il 57% dei consumi, mentre il restante 43% è sopperito da latte di provenienza estera. Le penalizzazioni per l'economia italiana sono molto pesanti, con effetti rilevanti sulla bilancia dei pagamenti e sui consumatori finali costretti a pagare prezzo consumo maggiorato dal costo di trasporto. A livello di sistema gli effetti sono ancora più penalizzanti, negando lo sviluppo di un settore qualificante per l'economia agricola nazionale e riducendo le prospettive occupazionali, soprattutto giovanili, perché la rigidità del regime vincolistico e l'entità della quota italiana non consentono di prevedere nuovi insediamenti. Gli effetti più perversi del delta tra la quota assegnata dalla comunità e il consumo interno si ravvisano nella penalizzazione a cui vengono sottoposti i prodotti di maggior pregio del nostro comparto agroalimentare. Questa è una relazione delle commissioni economiche del Partito Democratico alla Camera. Ora, detto questo, ovviamente arriviamo al motivo della nostra interrogazione. Questo perché negli ultimi mesi sono successe alcune vicende giudiziarie che hanno portato ovviamente di nuovo alla ribalta della cronaca questa vicenda, e ci sono state due ordinanze della magistratura molto significative, perché la legge 119 del 2003 assegna all'Agenzia per l'erogazione in agricoltura l'esecuzione del calcolo della quantità di latte consegnato e degli importi dovuti per l'esubero produttivo. Come dicevo, c'è stata un'ordinanza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma che rileva una responsabilità quantomeno per colpa grave, tanto da sollecitare il PM a valutare per i funzionari dell'AGEA un'iscrizione al registro delle notizie di reato per falsità ideologica, per avere in qualche modo creato un calcolo non regolare, non giusto. E c'è stata anche un'ordinanza del Tribunale amministrativo della Lombardia del gennaio 2014, secondo la quale, se fosse vero quanto dice il GIP del Tribunale di Roma, la produzione effettiva sarebbe in realtà notevolmente inferiore a quella stimata, al punto da potersi dubitare del superamento della quota nazionale. E se quest'ultima non è superata, cade di conseguenza la necessità di applicare il prelievo supplementare ai singoli produttori per mancato rispetto della quota individuale. Ora, considerando che la nostra Regione continua a emettere e a notificare decreti di ordinanza e ingiunzioni, noi chiediamo alla Giunta se c'è quantomeno l'intenzione di sospendere queste notifiche in attesa che la magistratura possa esprimersi di conseguenza. Grazie. Grazie. Risponde l'assessore Bolzonello. Grazie Presidente. L'interrogante ha presentato in data 10 marzo 2014 un'interrogazione a risposta immediata al fine di conoscere se la Giunta regionale intende intervenire a livello nazionale per sospendere ogni azione nei confronti di destinatari di provvedimenti sanzionatori regionali in materia di quote latte. Intanto, in considerazione degli esiti di un'ordinanza del TAR Lombardia-Brescia numero 1109 del 24 gennaio 2014 e degli esiti dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 13 novembre 2013. A tale proposito si segnala come le sanzioni che vengono contestate e successivamente irrogate ai primi acquirenti latte del competente servizio della Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, eccetera, eccetera, riguardino la violazione della legge 30 maggio 2003, numero 119, recante conversione in legge con modifiche del decreto legge 28 marzo 2003, numero 49, recante riforma della normativa in termini di applicazione del prelievo supplementare del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseali, che all'articolo 5 pone in capo dei primi acquirenti latte riconosciuti dalla Regione l'obbligo. Entro il mese successivo a quello di riferimento, di trasmettere alle regioni e alle province autonome che li ha riconosciuti i dati derivati dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento comunitario
numero 595 del 2004 e della trattenuta del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Quindi questo è il primo obbligo. Secondo obbligo, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del citato articolo 5, di versare gli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'Istituto Tesoriere dell'AGEA, nonché di inviare alle Regioni e alle Province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni sostitutive del versamento. Si tratta di adempimenti a cadenza mensile che devono essere espletati dai primi acquirenti nei confronti dei produttori ad essi conferenti il latte, secondo quantitativi noti ed accettati. Infatti le comunicazioni di quota di periodo sono tutte notificate con raccomandata prima dell'inizio di ogni singolo periodo e le quote sono conosciute dal primo acquirente a mezzo SIAN e anche dalla copia che ciascun produttore consegna allo stesso primo acquirente. L'attribuzione delle quote risalenti agli anni 90 non sono state impugnate dai vari produttori, che in tal modo le hanno accettate. L'attribuzione delle quote risalenti agli anni 90 non sono state impugnate dai vari produttori, che in tal modo le hanno accettate. In base ai dati presenti nel SIAN risulta inoltre che la produzione che viene dichiarata dalle ditte negli allegati L1, corrispondente alle fatture emesse dalle ditte stesse, è coerente con il numero dei capi allevati, controlli effettuati dai funzionari regionali anche in loco e sulla banca dati di Teramo e Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia. È di tutta evidenza quindi che, conosciuta ed accettata la propria quota, ogni produttore che mensilmente produce più della stessa splafona, incorrendo nella necessità di pagare il prelievo supplementare. I primi acquirenti, quindi, o presentano una polizza fideiussoria o versano l'importo del prelievo supplementare dovuto a ciascun produttore. Nel caso di inadempimento, i primi acquirenti sono soggetti comunque a versare ad AGEA il prelievo supplementare e inoltre ad una sanzione amministrativa applicata dalla Regione che ne introita il relativo importo. Come noto, il giudice per le indagini preliminari di Roma, Giulia Proto, nel procedimento penale citato dall'interrogante consigliere, ha disposto un'ordinanza di archiviazione precisando che a carico dei funzionari indagati la situazione accertata determina una responsabilità quantomeno per colpa grave, ma in mancanza di elementi che possono fare vincere l'elemento psicologico del reato per cui si procede, cioè il dolo. Per questo non si può dirsi integrata la truffa. Ne consegue che la colpa grave non consente di ritenere il fatto penalmente rilevante, pur essendo assai grave la condotta tenuta dei funzionari, che in ogni caso deve essere fatta valere in altre sedi. Ne appare allo Stato possibile integrare le indagini anche al fine di verificare chi ha percepito il contributo comunitario, in quanto l'accertamento andrebbe a riguardare eventuali reati compiuti tra il 2003 e il 2004 già prescritti. Così la giudice Proto. Le indagini poi non sono riuscite a precisare a quale soggetto imputare le condotte anche al fine di stabilire la competenza territoriale. Quanto alla non corretta quantificazione delle quote latte che ha cagionato ingenti danni sia ai produttori che allo Stato italiano a causa della combinazione del prelievo supplementare per aver sforato la singola quota latte attribuita, il giudice concorda col pubblico ministero che parla di mero errore di natura contabile per gli anni in cui ancora la questione non era all'attenzione dei media e prima che venissero combinate le sanzioni. Secondo il giudice non può infatti ipotizzarsi il reato di truffa, poiché a fronte del danno cagionato mancherebbe l'ingiusto profitto in favore dei soggetti agenti, cioè dei funzionari dell'AGEA, e pertanto non avrebbero avuto interesse a falsificare il dato con conseguente impossibilità di ravvisare l'elemento psicologico del reato. In sostanza, secondo il pubblico ministero ed il giudice, le indagini, non avendo scoperto quale sarebbe stato l'ingiusto profitto per i soggetti che hanno immesso i dati errati nel sistema, non si può nemmeno individuare il perché e dunque la volontà di tale condotta. Ci sono tuttavia, secondo il giudice, aspetti da approfondire come per esempio la condotta tenuta successivamente dai funzionari dell'Agenzia, i quali per giustificare l'errore commesso e quindi evitare la responsabilità contabile hanno chiesto la modifica dell'algoritmo, ossia dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte.
Le indagini hanno evidenziato come attraverso la costruzione dell'algoritmo si potesse favorire poi il risultato sballato che forniva le pezze d'appoggio per ottenere i finanziamenti. E infatti, dopo che l'inchiesta ha creato scalpore, sono stati modificati i criteri che compongono l'algoritmo. Le indagini hanno sempre accertato che questo è avvenuto per espressa richiesta dei funzionari di Agea, con l'evidente fine di giustificare il dato in eccesso che aveva determinato il prelievo supplementare. La sola manomissione di questo dato ha determinato le differenze nel calcolo della produzione nazionale di latte, con il conseguente sforamento delle quote. Il giudice pertanto ha sollecitato il pubblico ministero all'iscrizione nel registro degli indagati dei funzionari che dovranno rispondere di quest'ultimo reato. Per quanto riguarda l'ordinanza del TAR Lombardia-Brescia numero 1109 del 24 gennaio 2014, la stessa si riferisce a un ricorso avverso i decreti Agea, con cui sono state accolte le domande di rateizzazione dei debiti dei produttori iscritti nel registro nazionale. In essa il giudice, riservandosi di decidere, paventa che potrebbero essere in discussione i dati relativi allo splafonamento delle quote nazionali. Tale punto di vista, peraltro, non può incidere sui provvedimenti sanzionatori regionali, atteso che gli stessi sono assunti mensilmente dagli uffici, in base a precisa norma di legge, e sulla scorta di dati presenti sul SIAN. Quindi, i primi acquirenti che ritengono tali dati non veritieri possono impugnare i provvedimenti sanzionatori chiedendone la sospensiva. Al momento, pertanto, non essendo mutata la normativa che disciplina la materia, né essendo intervenute indicazioni ministeriali di Agea sulle operazioni di controllo da effettuare mensilmente sui primi acquirenti, ovvero notizie sulla modifica degli algoritmi di calcolo, si reputa corretto l'operato degli uffici in materia di quote latte, come del resto confermato anche dalla giurisprudenza prevalente. Sì, grazie Presidente. Mi sembrava doveroso sospendere i lavori ovviamente per quanto successo. Riprendendo, sì, stavo dicendo, ringrazio l'assessore perché comunque ha confermato anche che quanto da noi ricostruito effettivamente è lo stato dei fatti, e infatti noi nell'interrogazione chiedevamo se intenda intervenire anche a livello nazionale per provare a vedere se si arriva quantomeno a sospendere il tutto, nel senso che essendoci delle indagini che quantomeno addirittura pongono in dubbio che tutto questo calcolo che viene fatto anche che poi porta alla notifica dei decreti e delle ordinanze possa essere in qualche modo incongruo, come dicevamo poi alla fine dell'interrogazione. Questo impegno credo che comunque la Giunta in qualche modo possa assumerselo tranquillamente e poi vedremo a cosa potrà portare. Grazie. Bene, quindi adesso passiamo